Eccola qua. Guarda tuo amico. Ma che zoppichi? Cos'è? Guarda, tuo amico. Meno male perché non ha tanti amici, È un po' tostino. They say there is a war between the man and the woman. Nota estivo turistica. Allora la vedi tu che fa caldo, che fa tanto caldo d'estate, la sarà alto secondo me 1,5 metri, ok? Quindi te può andare sotto rinfrescate. And then you take me in, and everything in me begins to feel like I belong, like everybody needs a home. And when I take your hand, like the world has never held a man, I know I cannot heal the hurt, but I will hold you here forever if I can, if I can. And then I learned the truth, how everything good in life seems to lead back to you. And every single time I run into your arms, I feel like I exist for love. Che basse che ha le sospensioni tra Manzoli. Dimmi tutto, sì, sì, adesso. Guarda qua, dai, Uccio che si occupa. Anche a te, dove vai tu? Dov'è tu, more? Ah, dov'è tu? Uccio, dov'è tu? Quel fo teenager. No, che dopo sei in giassa, ma d'inverno noi gira così. Ma te sia la Se moda? la caviglia, Te sia la moda? La caviglia, gira così. Ho capito, ma ho avuto meta che cool che te sì, no? Sì, Cool in te cool, senso cool. sì. Cool in te senso Il inglese. No, cioè gli inglesi dicono ah che cool. Le chi che si offende e chi che invece, cioè, perché vuol dire figo in inglese, tu capisci? Pensavo qualcos'altro. No. Mamma mia ragazzo, come stona sta sedia. Però purtroppo ho da fatturare, Dio caro, questa qua fatturo. La serie, non ho male la schiena, produco e posso lavorare alla grande. C'è un temporale toscano sto qua. Cioè, come che altri temporali, però è in Toscana. Ah. La Madonna però, cioè, piove ben qua, porca miseria. Ecco vedi, questa è la pioggia toscana, è sempre una pioggia come le altre, però in Toscana. Prima mattina abbiamo passato di quei borghettini, di quelle cose assurde, proprio queste chiesette medievali toscane, bellissimo ragazzo, bellissimo. Tra mezzinolici malevirati, quei tornanti certi senza guardarile. Stiamo salendo, avevamo chiesto informazioni perché c'è scritto divieto camper eccetera, ho detto no andate, è un po' strittina se fanno, ma sì adesso è tutto praterie, cioè non c'è burroni, tra Manzoli Amaci dai, questo perché tra Mezzinoli ha più vertigini di Singano, hai capito? Abbiamo fatto di quelle strade assurde con di quei panorami assurdi, bellissimi, veramente ragazzo bellissimi. Ovviamente, ripeto, non potevo riprenderti, dovevo mettere la GoPro, lo so, colpa mia. Straconsiglio, però invece, attenzione, tra Manzoli non è svenuto, dopo lo sentiamo, perché c'erano dei punti veramente molto esposti, contornanti, con queste scarpate. La strada sulla quale siamo scesi si chiama strada provinciale della Faggiola. Ogni tanto ci devi fermi perché ci sono i semafori, perché ci sono le strade franate. Il posto dove ti stiamo portando si chiama Palazzolo sul Senio. Il borgo è ovviamente una figata perché l'ho scelto io e ovviamente c'è l'area camper gratuita perché l'ho scelta io. No dai, sto scherzando, però è vero. Ah, ma tu guarda, c'è anche la colonnina, adesso verifichiamo se funziona. Avevo capito solo carico e scarico, invece guarda che bella chiesa della morte ancestrale, invece c'è anche la corrente, boh. Quindi allora se non c'è acqua non c'è neanche la corrente, ecco che camper di merda che mi hai portato.
Yuri. Ma no, No, vai guarda anche col l'utenza camper. idrica, Eh vedi? sì, vedi, paghi, cioè vogliono i soldi. Un credito €1 e ho capito quanto dura. Cioè, spiega le cose, non scrivere. Un credito €1. Ah, guarda là, guarda che c'è scritto: preso un'ora, un euro, 5 ore, acqua, un minuto. Ah no, un minuto 15, Un cioè euro, 1 euro 15. 15 minuti, esatto. Ma sì, e lo scarico gli scarichiamo addosso. Vabbè, ci sta, cioè almeno la corrente, voglio dire, secondo me ci sta che la facciano pagare. L'acqua anche no, per quello che costa. Aspetta che te la faccio vedere un po' tutta. Allora, sei isolato, sei circa 200-300 km, sì, no, sono un po' troppi, 200-300 metri dal centro. Hai l'area barbecue, un tavolino da picnic. Ah, passaggio pedonale per andare in centro, ok? Quindi hai anche un passaggio pedonale che ti porta in centro. Hai questa specie di cripta satanico, gotica, ste robe strane, perché una volta faceva robe così, che ha veramente il suo fascino, ha veramente tanto fascino, è bellissima. Il ruscelletto a Cascatella è una casa abbandonata da andare a esplorare. Pertanto da Firenzuola all'area camper Il Casone ti assicuriamo che la strada, ovviamente devi dire non usare l'autostrada, il pedaggio è una figata. Però sentiamo un attimo il Tramanzoli che soffre di vertigini, ok? No, questo per non essere sempre di parte, Bellissima? ok? No, ma No, dai, C'è è qualche fattibile, punto c'è qualche esposto. punto, poi c'erano anche un po' però eravamo anche in compagnia e non eri il primo, vero? Anche c'era Wolfo per primo, io secondo, te terzo, sì, quello sì. aiuta. Se cascavo io. Cioè da solo poi, se la poi lavori in corso lì. anche che c'è- quello, che vedi la strada che cade giù. C'era... e c'erano Dettagli. i- È simpatico, non mi ricorderò mai il nome, ma tanto ve l'ho detto, perché è un nome troppo strano sto posto, sai, modi di mettere i nomi così. Se non l'ho già detto, dall'area zucca che simpatica. Dall'area camper al paese, il centro, c'è sta pedonale che è una figata. C'è il carico gratuito, vieni giù per di qua, se sopravvivi e se esci da quell'angolo lì è il carico. Gruppo storico Oste Ghibellino, cioè si trovano, fanno gli osti raduni, cioè tipo noi. È bello, quella specie di torre che certi chiamano castello, è un monumento del 1532. Questo è un affresco con gli alpini, anzi qua è una bottega tipica, vedi, vende anche a pane toscano. Ho capito, ma fai prodotti tipici qua. Birra alle castagne. Guarda che bello. Un po' effettivamente un po' una scarpa un zoco, nel senso che molti edifici conservano quello stile architettonico e soprattutto anche estetico del medioevo toscano, e altri invece purtroppo, per verità sempre bei, ma altre colorazioni, altre forme, tutti diversi, stona. Sono 14 milioni di anni fa questa valle, un po' come il paesino dove abitava Sigmano, era ricoperta dal mare. Senti come suonano qua le campane. Senti Gaia, cioè te dà quasi fastidio? No, è abbastanza fastidioso, non è che da quasi. Bello, un po' borgo, un po' paesino, tanta roba, con tanti localini bellissimi. Passeggiate anche in riva e spacere qua, è bello, e suite. Le tre Gaia l'ha viste. Guarda le tre civette lì. È quasi puntino sta roba, è vero che è in mezzo alla strada, ma magari arrivi, se funziona, arrivi di sera tardi, ecco ti metti qua davanti al benzinaio, sì dai, la puntino. Non ti faccio i video di tutto, però merita, c'è anche l'area pedonale, è tutto fatto a viette così, ci sono tanti bei negozietti e baretti e via discorrendo. Oggi è tutto chiuso probabilmente perché anche è lunedì, insomma. Te spieghi è il simbolo dei numeri cimici? Sì, la torre, forse la torre del Giotto forse. E che altra che te sa? Simbolo di Firenze, adesso non so il fiore, quel che di solito insomma te vedi dappertutto nelle bandiere. Anche mi ti insegno, ti dico sempre che con il cartello marron vuol dire che è roba turistica. Oppure che io da che una lavata, ma. Sai? Guarda, è femmine che fa il bucato, vedi tu. E sai tu perché si chiama bucato il fo? Perché dopo era un mino bianco. No, perché sono da strussare e si bucava, no? Non capito? Se dici diedi, ma. Sì, non è una. Cioè, è così? Ah, se bucava proprio i vestiti? Sì, non è una battuta. Ah. Sto buon a parcheggiare così. Registrati e segna e metti in pausa se ti serve bombole di gas che sei in quest'area camper. Che cucinano, fai puntine, le fa
fatto e pulito. Sono riuscito a fargli venire i sensi di colpa e pertanto adesso andiamo a fare l'attività fisica. Questa è la numero 1, quindi è la prima casa non tanto che hanno fatto ma che hanno etichettato, gli hanno messo il collarino, hai capito? Che il numero civico è una specie di galera, è una specie di prigionia, perché se te combini qualcosa, per combinare qualcosa non significa occupare una persona, significa magari fare un fiade nero o fare qualcosa e ti vieni per casa e ti non te ga scampo, nel senso che cosa fai? Abbandoni la tua casa con tutte le robe eccetera, hai capito? Certo che mi capisco tutto, ma è uno di quei posti, e per carità non è una critica, è solo un'occasione per riflettere, per osservare che su 3 case in accesa, c'è ogni metro che se ne accesa. Pesce! Mentre che loro guarda e carpe, noi altri andiamo a vedere come sono strutturate, come sono arredate, come sono interpretate le chiese toscane. Non c'è paura. Un fiacolo con sti colori smorti e con tante statue, vedi tu, la statua della Madonna, la statua del Cristo da Boggia, la statua del Cristo da Grando, un'altra Madonna, un altro Cristo, un angelo, qua un altro col piccione in mano, vedi tu, le piene statue, cioè guarda, ogni metro una statua, guarda, il tipo là. Altri qua, certe anche sproporzionati, vedi tu sto qua che arriva appena più soravvezza, no? Ci fatica a messa il piedistallo, ma non farlo sembrare massa piccolo. A Madonna, qui piede sorato, che anche se te la vai, non sei igienico, insomma, non si fa ste robe. Quale dove chi fa il battito? Cosa ha fatto qua dentro te? Va via, che casca i crocefissi, perché è più pittoresco qua in Toscana, c'è tutte robe sataniche. Infatti qua in Toscana, che c'è anche tanti satanisti, cioè tu capisci? Come che c'è qui che segue una roba e c'è qui che segue che altra, perché bisogna sempre contrapporsi a tutto, se non fa la legge umana. Porca puttana, no, ma per fini vandali qua se fissai queste robe. No, non so, vedo una roba forzata, cioè mi non posso scegliere Buddha, o non so, Krishna, o Mitra, cioè, o qualche divinità anche minore, non sono necessariamente quei famosi. Invece no, cioè ti te nasci qua in Italia e t'ha da adorare quello. Dio caro, te nasci in India, no, non va bene sto qua e qualche altro. Te nasci da altra parte, no, che sei Maometto, e là, e qua, e là, e sborda. Ma quello che ti dice sempre Singano, sta attento, faghe caso a sta roba, che fatta a caso a tua regione è sempre quella giusta, che strano, eh? C'hai tutte le tariffe in base al tipo di cagata che devi fare? Quella da €1 deve essere una figata. A pagamento anche questa, vabbè, insomma, sono servizi, dai, ci sta. Cioè della serie non sei obbligato a usare il bike wash, ecco, quello è il concetto. Certo, se fosse gratis sarebbe più simpatico, ma comunque va bene così. Quello che volevo dire io è che se c'è un lavaggio bici vuol dire che ci deve essere un bel percorso di fuoristrada da qualche parte nelle vicinanze. Anche questo, ragazzo, mi permetto di dire, perlomeno sulla base dei miei gusti, è un posto al top. Abbastanza a pagamento, perché te l'hai vista anche in area camper, l'acqua sia a pagamento, la corrente sia a pagamento, però insomma, la vita è una, pare gratis. No, dicevo anche con gli amici, è una cosa che ho sempre pensato e non ho mai detto, e questa vale anche per i camperisti, soprattutto per i camperisti. Non vale la pena a volte buttare 30-40 euro di gasolio in più magari per andare in un posto di merda perché è gratis, quando magari con 10 euro stavi fermo o andavi in un posto più attaccato e hai magari l'area camper strafiga con tutti i servizi eccetera, hai capito? Ma no, che carabina, guarda che bella l'oca là, loco, vedi tu? Sta attento agli occhi, ti ricordi, tu in Serbia che a volte che in accorestadrio li usano come pangrattato arancia, li usano come animali da guardia. Adesso non mi ricordo quale storia o favola menzionava sto discorso delle oche da guardia. Comunque
pare di stronzato, ma mi pare che già all'epoca degli antichi romani le oche venivano utilizzate come animale da guardia, nel senso che arrivava qualcuno e iniziavano a fare peton, in quel senso, non nel senso che gli metteva quelle armature, i spunciotti e tutto, no? Ok, prenditi l'attimo di ragione, avevi ragione, sono le oche del Campidoglio, avevo ragione anch'io perché c'entra con Roma. Quindi vedi, tu sembriamo ignoranti, ma in realtà siamo anche colti, no, anche perché nostra discolpa, ricordati sempre ragazzo che una cosa è l'intelligenza e una cosa è la cultura, sono due cose completamente opposte, e se tu hai cultura senza intelligenza corri rischi molto grandi perché non riesci a discernere il giusto dal sbagliato ma tu adesso non hai niente, forse ha visto te in carne, ha detto da quelli si mangia, Una sborsicata lui. Tanto neanche. quindi vuol dire che di sicuro gli cadrà qualcosa. Comunque, tornando alla discussione prima che ho interrotto per via dell'occo, a cosa serve la cultura se tu non sai capire cosa è cultura e cosa sono puttanate, cosa è falsità, ok? Non so, uno che legge tanto, uno può leggere tanto donna moderna e ha cultura che l'ha. Io vorrei andare qui e andiamo qui. Aspettare domani mattina. Boh, via col pane toscano. Ho preso un po' di souvenir anche per me stesso, cantucci di tutti i tipi, cioccolata, uvetta. Non sprecarle, rimangono come decorazione, la parte interna io ora fate il risotto. Spero perché... So che scorsa io usavo, no? Zucca! Abbaia il cane, cioè non capisco, c'era scritto di mettersi là e urlare zucca. Abbaia il cane? Forse il cane si chiama Zucca. Arrivo qua Zucca, metti dentro il dito che ha il pelo alto. Un altro. Zucca! No, ho detto che era scritto, mettetela anche a te. Vai, mettiti in posa. Vai. Zucca! Che bello, un po' bellissimo, ora con la stufa con le piante. Ah, le zucche fatte a maglia. Che belle. È bellissimo questo borgo, mi ricorda, no, Frisanco, quello vicino a Frisanco, cos'è? Quello vicino a Frisanco, il borgo dei presepi, come si chiama? Quello? So che qua è a tema zucca. Qua vivono molto la festa delle zuccate, la festa della zucca, veramente bellissimo. Buongiorno! Yuri, niente di te. Anche qua. Buondì! No, vadi. Stavamo leggendo che bisogna urlare zucca e allora ci stiamo provando. Guarda qua, te sta attento al loro bovaro che ti riempie de cocque. Ah, qua avrei voluto entrare, guarda che bello, con le tende tipiche una volta, tutto tipico. Fighissimo. Avevo capito sbagliato, avevo capito ama le fatture, ho detto che cazzo scrivi, invece no, manifatture. Come hai fatto a amare fatture? Sì, perché ci si aspettava un Ferrarino, invece da quel panduzzone via. Singano approva questo elemento. Hai visto dove siamo entrati nel panificio? Oh, i cantucci sono veramente buonissimi, è vero che io ero abituato con quelli in sacchetto, quindi questi sono molto più morbidi all'interno, è tutta un'altra roba, ok? Quindi ti consiglio di prenderti là proprio come a titolo di souvenir un sacchettino misto. Qui ne ho presi 3 da dare un po' alla nonna, alla mamma, alle sorelle. È vero, questa non è una cosa molto intelligente, signori che avete progettato stare a camper a pagamento. Sì, no, è gratis, ma l'acqua è a pagamento, la corrente è a pagamento, scorreggiare è a pagamento, hai capito? Esatto, sì, c'è proprio lo scarico dove uno scarica la cacca e le sporco attaccato al grill. E io so che mi gusta la bella fiorentina. Esatto, la fiorentina. Vabbè, siamo solo noi, quindi potremo non c'è odore. Quindi No, schifo. schippi questo posto, come Gianluca Tramanzoli schippa a me quando dico le cose intelligenti. Olfo schippa questo posto solo perché c'è l'odore di merda che ti viene sotto quando mangi, cioè solo per quello. No, solo quel piccolo dettaglio. Non è che... Vabbè, ma che sei. E se questa è la tipo Non ti sto mangiando. no, insomma, sei nel film di Brian Stoker, Dracula, alla fine che va nella cripta di famiglia, magari qua ci sono i morti, viene sull'odore di morto mentre mangiamo. Preferisci? Mamma mia ragazzo, che posti fantastici, che strade fantastiche, è bellissimo, proprio rilassantissimo. Questa è la Toscana che a me piace. Purtroppo, siccome in arrivo il brutto tempo, dobbiamo spostarci
verso il mare. Vabbè, io ne ho le palle piene del mare, ma non si può far altro. Addio Firenze, ora siamo a Ravenna, quelli sono dei pony, ma in realtà Ravenna e Firenze non sono altro che concetti umani, che idee umane, rappresentazioni umane. Non esiste Firenze, non esiste Ravenna, semplicemente è terra, materia, e uno dice ah, questa è Firenze, questa è Ravenna, hai capito? Però è anche questo il fascino del viaggio, no? Questa sega mentale che te ti metti in testa di dire ah, sono andato a Firenze, sono andato qua, in realtà no, cioè, sono andato più lontano da dove eri, e dopo qualcuno ha detto questa è Firenze, questa è Ravenna. Minchia che posti, Singano, dove state andando? Che dopo tutti dimentichi di dircelo. Stiamo andando a Porto Recanati, poi Recanati e poi un'altra cosa. Aspetta Wolfo, siccome non c'è Pelus, vuoi fare un tutorial su come fare gasolio però su un van, quindi come fare il van pieno. È usanza mettere i tappi all'interno. Ah ok, scusa se ho interrotto il tutorial. Cosa bisogna fare? Allora si toglie il tappo. I soldi. Ah ok. Ah, non è gratis. Ma vedo tutti i van life che vanno in giro per il mondo la mattina e la sera. Io ci vuole i soldi. Oltre per avere i soldi. Oltre ad avere i soldi, sì, bisogna avere un lavoro. Ah, difatti. Lavoro ci vogliono questi zoccoli qua. Ok. Infatti so che lui tipo ripara climatizzatori, quelle cose là, quindi hai capito, non è che puoi fare la van life così, gli copi il codice. Ovviamente filma il codice che la mamma Esatto. adesso le sa tutte in Italia. Metti in pausa, e se volete inculare il portafoglio Wolf avete il pin del banco. E beh, se no che tutorial è, porca troia, cioè cosa che vuoi, dai, è un tutorial completo. No, tutto in nero, perché chi lavora fa tutto in nero. Esatto, se no però devo pagare le tasse. Esatto, e quindi non ha senso lavorare. E poi, scusa, com'è che si fa? Prendere la pistola. Ok, quella nera. Ok. Sedere nel buco, che per me è una cosa nuova. Ok, sì va bene, ma quello Schiacciare. del... Schiacciare la manetta. Ah, schiacciare, ok. Così si fa la van gasolio. Si piange guardando il numero che sai. Ok, bene. Ringraziamo il professor Dipende dal Olfo. tuo gestore quanto salgono i numeri. Più alto il prezzo, meno salgono i numeri. Ma non apprezza i sugheri, non... Me li ha tolti un po'. Sì, li ha Anche la buttati. spia di merda di mia figlia. Ah, ha fatto vabbè, ma quando fa gasolio ovvio che li vede. Bene, quante cose che impari in questo canale. Hai imparato anche quanto sia difficile fare il van gasolio, quindi non è come te lo descrivono. Fare il van gasolio è ben diverso, c'è un mondo nascosto dietro a quel premere la pistola. Singano, ma con tutte le soste che fai, perché non sei andato a prendere la GoPro? Ragazzo, dai, ci sono momenti della vita in cui bisogna vivere con leggerezza, e questa leggerezza c'è anche a dimenticarsi le cose, ok? Questo è uno di quei momenti. No, volevo puntare, io questa cosa la sapevo già, la dico a voi, che in Toscana, soprattutto la parte qua di Firenze, la provincia di Firenze, anche se ora siamo a Ravenna, è strapiena di aree camper gratuite, ok? Ma veramente strapiena da far schifo. Tante non sono neanche segnate, cioè manco le trovi addirittura su Park Fortnite, quelle boiate là. Che posti, ragazzi, che posti! Sì, ma Singano, Moiga, no! Moiga, ti apprezza la vita, Dio caro, apprezza ogni cosa. Non stancarti mai di dire che bello, guarda qua, guarda là. Come quando eri bambino e dicevi guarda qua, guarda là, mamma, guarda, mamma, che coglioni. Perché? Perché a mamma ormai, con il discorso di ormoni, si stanca della vita, se con un piede a fossa e uno in tia banana, Dio caro. Ma ti che te sei ancora giovane, apprezza la vita, apprezza tutte le robe, porca miseria. E alla radio hanno messo 2 giorni di allerta rosso, qua in Emilia eccetera, nella zona Emilia Toscana dove eravamo. E allora niente, si ha questa fortuna di poter continuare a lavorare dal camper, sta arrivando altri lavoretti, quindi da remoto, nel senso che non devo andare là di persona, e quindi insomma posso continuare così. Bella sta roba, per carità. Di solito più che altro c'è la necessità di andare di persona a parlare quando ci sono lavori importanti, cioè, capito? Almeno in Italia non siamo ancora predisposti a dare il lavoro in mano a uno sconosciuto, soprattutto una cosa importante, quindi c'è la necessità di vedersi, pesare la persona, discutere a tavolino, capisci? Però beh, insomma, anche se dovesse capitare in questi giorni, dico guarda, sono fuori per lavoro in Toscana e sono operativo, ma fisicamente sono in
in zona al giorno tot, il che è anche vero, cioè è bellissima la vita quando dici sempre la verità. Parcheggio in riva al mare, che due coglioni. Vabbè, ma tanto è abusivo, ce ne andiamo avanti, no, è privato. No, abbiamo trovato i parcheggi su Google Maps con vista satellite, però adesso stanno costruendo e quindi i parcheggi non esistono più. Io per la notte avrei anche parcheggiato qua dentro, il punto è che appunto, per fare che belle onde alte, il punto è che per domani no, cioè ve lascio il camper qua. Boh, non so cos'è sta roba, è aperto, è chiuso, cioè capisci? Noia! Sti cazzi! Alla faccia dei treni di Toser, che chi va in pianeta, sti qua va ai 200 milioni all'ora, porca troia! Ho trovato un parcheggio bellissimo, guarda, letteralmente in riva al mare, il problema è che è pieno di zingari, pieno. Non sappiamo cosa fare. Esatto, bravo, noi altri veneti diciamo non siamo paroni casa nostra. Piuttosto facciamo a meno di andarci a mangiare la pizza e andiamo in un'area camper a pagamento. Ma vaffanculo, andiamo via, che paese di merda. Quanto bene sto io in Austria o quando vado a Tenerife. Quelli sono paesi, porca puttana. Vabbè dai, stiamo zitti, dai, non sputiamo nel piatto dove mangiamo. 15 euro senza i servizi, a noi va anche bene, cioè va anche bene nel senso, con 15 euro sei sicuro che non ti aprono il camper, no? E questa è una buona cosa. Non so quanto lontani siamo dal centro, quello purtroppo, porca troiazza. Allora ti dirò, in alta stagione l'area camper senza la corrente costa 22 euro. Però cioè, è attaccata al mare, il mare è qui, io non voglio sputare nel piatto mai, però voglio dire, siamo amici bene o male, tu delle puntine sono amici, quindi mai li manderei in questo mare, cioè spendi quei 50 euro di gasolio in più e vai in Puglia, porca puttana, vai a Porto Pirone. Sì, ovviamente intendo d'estate, adesso, cioè d'inverno vai dove vuoi, anzi sicuramente d'inverno qui è molto più bello che a Porto Pirone, ma molto. Aspetta, Lorena, che sognavi tanto di vedere il mare, ecco guarda, ti immortalo questo momento, fai la faccia di una che lo assapora il mare, no ma di là, cioè assaporalo tantissimo, respira quella roba là, cos'è lo iodio, la salsedine, la stai sniffando, da cosa sa? Da? Di sale. Da sale, eccoti qua, vedi? E ti ricorderai di questo momento un po' Titanic, un po' Macerata Marche. Ma manca, ecco, vedi? Eccola, guarda. Ah, che bello. Aspetta che gli faccio la musichetta. Vedi la fortuna di uscire con amici intelligenti. Praticamente Olfo ha detto che questa è l'arca di Noè in costruzione a testa in giù. Mi ha portato lo straccetto. Guarda che c'è una cosa bella, allora te la faccio vedere. Sono questi colomini tutti colorati con le palme luminose. E questo è l'Instagram, wow. Poi la realtà, ecco qua, cioè a parte Tramanzoli, ma voglio dire c'è la periferia dietro. Beh dai, aspetta che te faccio vedere anche un fiade Porto Recanati. Comunque questo è lungomare, non ci sono molte attività aperte. Siamo 30 ottobre. 30 ottobre. Peccato, ti avevamo trovato un posto simpatico che era una gastronomia che aveva anche i tavoli da sedere, c'era un po' di pesce, un po' di tutto, vabbè, pazienza. Qua siamo nella piazza centrale, quella è la torre con l'orologio, magari racconto per essere qualche non vedente, perché anche ogni tanto guardo i video, cioè uno vede l'albero e dice ah questo è l'albero, questo è un olfo. La torre dell'orologio è quella del Ritorno al futuro, quella che casca giù. La tentazione di fare Sebastian della Sirenetta, la scena della barca. Ma capisco il tuo sconforto, Lorena, cioè che preferisce, sì, che preferisce sempre Olfo a te. Vedi Gaia, quello è il tuo nuovo mammo. Ah, un bel negozio, guarda che bello, con le pantegane, ah no, sono anate, sono pantegane, guarda che bello, è bellissimo, mi piacciono queste robe. È oggettistica per persone strane. Ma no, ma la moto è bellissima. Guarda che bello il Charlie Chaplin sotto funghetti allucinogeni, lo vedi là in fondo, tac, che forte. Bello. Ci sono le barche di legno. È bello. La scimmia che si fuma la tromba. Che bello. Guarda che bei posticini che li porto ogni volta. Dopo la Alessia è gelosa, dice cazzo, porti sempre Olfo nei posti romantici. E me no. Ho capito, cioè, ripeti questa confessione. No, per forza te vedo stupido, tutti quanti continuano a staffarmi sulla testa. Ma è un gesto di amicizia. Ma anche a Giacomo gliele do, cioè è un gesto di... Ma no, e quando vado via commissiono i suoi amici.
per degli scopellotti, perché è un gesto d'affetto, cioè, vedi? No, c'è stato il terrorismo da parte del meteo, 12-14 gradi, io sono qua che sto grondando, miseria, siamo all'aperto. Beh ragazzi, prezzi decisamente inferiori a Jesolo, una frittura di calamari, gamberi e scampi 15 euro, cioè stiamo scherzando, da noi solo i calamari è ormai a 22-24 euro. Sono un uomo semplice, cioè con tutte le magliette che gli abbiamo regalato lui usa quelle degli altri, amo il vino e mi piace disdegnare le cameriere, ah no, mi piace il vino, ok. Infatti ormai mi sono rassegnato e siamo andati in questo posto dove il cameriere è maschio, cioè non so, con tutte le cicette che ti ho trovato, no, gazzaparme, a papine, gazzaparte, Dio caro. Diglielo tu Gaia, diglielo tu. No, non metter via perché adesso stiamo registrando. Digli, bambini, mettete giù i telefoni, diglielo. Ma no, che hai paura e non ti dà più la mancia il papà? Non ti dà i soldi? Non ti dà neanche la mancia? Non ti compra più la macchina. Maledetto capitalista! Mi vedo costretto a consigliarti questo posto, si chiama HOOKIPA. Costa un cazzo la roba e anche le pizze veramente fantastiche. La crosta, guarda, vediamo se riesco. Ascolta. No, non si sente. Però no, è proprio bella croccante, leggera. Guarda. Scusa. 12, beh non sono tanti, però tatine 3,50, da noi un piatto così lo paghi 5-6 euro. Lorena non vuole capire, stiamo dicendo che Olfo non è che è vecchio, cioè allora il concetto è, il concetto è, il succo è, se li trovi una ragazza di 25 anni e la Lorena ha detto che il rapporto alla ragazza di 25 anni, lui è vecchio, io ho detto non è vecchio, è povero, cioè guarda Briatore, cazzo ha 60 anni? Quanti ne ha? E ha tutte troiette di 20 anni, hai capito? E lui non è vecchio, è povero come la merda, basta. Quello sì, perché se avessi qualche zero in più sul conto forse avresti tutte le troiette, ma fighe anche. Ma tutti i del mondo avrei, non avrei problemi. Beh, nel complesso abbiamo mangiato bene, però dai, diciamo sono anche furbetti, nel senso che la roba era buona per carità, però le porzioni molto scarse, alla fine abbiamo pagato 40 euro, hai capito? Mentre tipo dove vado io a mangiare il pesce a Jesolo, alla fine paghi 30 euro e vai fuori strapieno, hai capito? Teniamo un video per i nostri ricordi. E ma deve stare qua a aspettare che lo arrivi l'onda che lo lavi, cazzo. Cioè se non arriva cosa facciamo? Stiamo qua 3 ore? No, senso fa perissimo. Ho capito, ma bisogna stare qua 3 ore a inquadrarlo finché arriva l'onda. Visualizzazione. Che cazzo me ne frega? Non è che vado al ristorante e dici quant'è, le pago in monetizzazioni, cioè cazzo me ne incula. Ma no, golfo affogato. Quello sì, però. So che sta. Ma non si può essere sempre imbriaghi, mi pare di essere Giordano Bruno, Dio caro, che era imbriaco un giorno sì e uno sì. Cos'è che sei te? Sono Jack Sparrow. Non è vero cazzo, Dio caro! Cioè, non è vero, cioè, No, questa è lungo... questa è la vodka! Ah, ecco, è lungomare questo, non è la sua barca. Questa è disinformazione su internet, cioè. Adesso faremo un tutorial su come entrare ubriachi in un'area camper dopo che questa ha chiuso. E io non lo so, cioè io mi troverei, esatto, così. Io mi troverei così. Ma anche se lo rifaccio altre 20 volte sarebbe sempre quello. Bisogna trovare un'alternativa. Una cosa... Dici? No, grande! Sì, è bellissimo che è tutto chiuso e recintato, ma la porta la può aprire chiunque. Sì, non sta a sigare che sente il letto. Tutto benissimo che si può entrare solo con la carta d'identità, ma dopo una certa ora non è più nessuno, quindi so che i controlli di sicurezza sono solo da ore tot a ore tot, mentre in te ore pericolose o senti a notte basta, non esiste niente. Ma cazzo c'è la telecamera, cosa fai la telecamera? Arriva un ladro, la telecamera va là e fa brutto ladro, brutto Dio cane. Se anche tu vuoi degli amici di merda, chiama il 393 82 80. Cosa hai osato dire contro la vagina? Che allora questa sera aver mangiato 2 piatti di fritto, avendo detto al cameriere portami fuori il piatto di fritto, e aver trovato la cameriera è la stessa cosa. Stessa cosa, cioè il fritto è la stessa cosa. Il mangiare in sé mi dà piacere come andare a letto con una donna. Sembri.